Gli ospiti non sono riusciti a espugnare lo stadio Bruncolleri di Favara, nonostante un buon numero di tifosi al loro supporto e un primo tempo equilibrato che ha dato non pochi grattacapi ai padroni di casa. Alla ripresa però il dominio del Pro Favara è stato netto e il suo gioco è stato ripagato con una rete che ha regalato la prima emozione gialloblu della stagione. Nei primi minuti il Canicattì ha creato non poche azioni pericolose che lo hanno portato quasi al gol del vantaggio. Alla mezz'ora i padroni di casa tentano la controbattuta, ma è nel secondo tempo che prendono definitivamente la supremazia. Al 35esimo la rete della vittoria a firma dei due argentini del Pro Favara. Medaglia serve un buon passaggio per Volaim che dai 25 metri insacca la palla in rete nonostante il tentativo del portiere ospite di deviare il tiro. Dopo una passata stagione di dominio assoluto conclusa con il secondo posto in classifica, il nuovo debutto del Canicattì ha un sapore decisamente amaro. C'è grande soddisfazione invece in casa Pro Favara che, dopo anni di sofferenze e di lotte per la salvezza, inizia adesso con la vittoria in un importante derby e con 3 punti in tasca al primo incontro della stagione. Un po' di amarezza, un po' di delusione, soprattutto perché nel primo tempo avevamo giocato bene, avevamo creato abbastanza gioco, anche se non avevamo trovato, diciamo, delle finalizzazioni, però diciamo che eravamo molto fiduciosi dopo il primo tempo. Nel secondo tempo invece la squadra un po' forse calata, forse da un punto di vista fisico probabilmente, il caldo era molto afoso, si è sentito forse anche abbastanza e quindi è venuto fuori il Favara che ha giocato una sua onesta partita, poi ha trovato quel gol sul finale. Penso che la differenza sia proprio lì, quel gol trovato dal Favara, un bel gol fatto dal numero 4 che ha deciso la partita. C'è stata una continuità del gioco della squadra rispetto alla settimana scorsa, una squadra che riesce a giocare, a produrre gioco, però non riesce a finalizzare. Certo il mister Romano non poteva fare miracoli in considerazione del fatto che ha schierato 2 giocatori che sono arrivati ieri, quindi non poteva fare altro che ha fatto bene metterli nelle migliori condizioni possibili per dare il massimo, però naturalmente il problema che c'era prima con mister Terranova c'è adesso. Sicuramente la rosa non è una rosa completa, sicuramente l'attaccante è il ruolo dove siamo numericamente meno forti, diciamo, seppure almeno numericamente, quindi la squadra pur giocando bene, pur creando delle azioni, se nel calcio non si fa gol purtroppo le partite le vincono gli altri. Il mercato è chiuso, però ci sono giocatori svingolati che possono essere liberi, dobbiamo essere bravi ad individuare qualche giocatore buono che possa essere d'aiuto a questo gruppo di giocatori. Abbiamo incontrato una grossissima squadra, la paura era tanta, una squadra formata da un buon organico, un grande allenatore e tutta la società. Alla fine secondo me i punti abbiamo vinto noi, anche se abbiamo segnato, però qualche occasione in più diciamo l'abbiamo avuta, specialmente nel secondo tempo. Però onestamente devo essere sincero, abbiamo incontrato una grossa squadra che veniva da una settimana un pochettino travagliata con il cambio d'allenatore, però complimenti al Canicattì, ma complimenti alla mia squadra, perché aver battuto una squadra forte il valore aumenta di più. Devo ringraziare la società che mi ha messo a disposizione subito tutto quello che io volevo, compreso i giocatori che vengono da fuori. Qua mi sembra che era da 10 anni che non tenevano giocatori negli appartamenti per farli rimanere qua, invece loro mi hanno consentito di poter lavorare in maniera tranquilla e questa società per me è grande, organizzata, serietà e principalmente molta competenza da parte di tutti. Io credo, vista questa squadra oggi, ma anche le 2 partite con l'Agragas, anche se l'abbiamo perso, ma mi ha dato tantissime indicazioni, è normale che dobbiamo spingere per arrivare almeno nei primi 5 e credo che si ci possa riuscire. Oggi eravamo privi di 2 pedine molto importanti e qualche giocatore dovrebbe arrivare perché lo stiamo cercando, però alla fine sono soddisfatto. Se non arriva nessuno va bene lo stesso, vuol dire che dovrò lavorare con quello che ho, ma noi teniamo molto al nostro occhio, al budget che abbiamo. Io sono convinto che qua fuori classe non ce n'è, altrimenti non giocherebbero in eccellenza. Per me, di come la penso io, è normale che
la differenza la facciamo noi allenatori. Noi possibilmente come organico non siamo ai livelli del Canicattì, però abbiamo dimostrato che con la forza di volontà e il sacrificio si può battere chiunque. Io quindi faccio un plauso ai miei compagni, in particolare ai più giovani, King a metà campo, gli altri giovani dietro, che hanno fatto una partita eccezionale sotto tutti i punti di vista. Vediamo adesso tutti i risultati della prima giornata del campionato di eccellenza Sicilia, Girone A. Acragas Mazzara 3-1, Alba Alcamo Cefaledium 1-2, Cus Palermo Oratorio Sant'Icire Giorgio 2-1, Don Carlo Misilmeri Dattilo Noir 0-1, Geraci Monreale 1-0, Parmonval Castellammare 1-2, Profavara Canicattì 1-0, Sporting Vallone San Cataldese 0-0. La classifica: Acragas, Castellammare, Cefaledium, Cus Palermo, Dattilo Noir, Geraci e Profavara 3 punti, San Cataldese e Sporting Vallone 1 punto, Alba Alcamo, Oratorio San Ciro e Giorgio, Parmonval, Canicattì, Don Carlo Misilmeri, Monreale e Mazzara 0 punti. Infine gli incontri del prossimo turno: Canicattì Sporting Vallone, Castellammare Geraci, Cefaledium Profavara, Dattilo Noir Alba Alcamo, Mazzara Don Carlo Misilmeri, Monreale Acragas, Oratorio Sant'Icire Giorgio Parmonval, San Cataldese Cus Palermo.